stacchiamoci e poi andiamo a prendere le bolle, cioè andiamo a chiudere un attimo il frigo e partiamo. Il primo viaggio di oggi è Marcon e dopo nel pomeriggio invece avrò altri viaggetti un po' più lontani verso Verona. Ci mettiamo qua, andiamo a chiudere le porte e poi andiamo a prendere le bolle. Ah, dimenticavo, qua accendiamo il frigo, se no il pesce va mai. Ok, adesso andiamo a prendere le bolle, poi partiamo. Bolle prese, ora siamo pronti per partire. Occhio qua. Ok, bolle, siamo qua. Qua abbiamo strafanti per il video. Ok, mettiamo le bolle qui dentro e adesso andiamo. Sono le 10:30, quindi non siamo neanche messi malissimo. Speriamo di non trovare là lo scarico a Marcona, altri camion davanti, così da non perdere tempo, perché poi dobbiamo andare a fare gasolio. Dobbiamo tornare indietro, mangiare, caricare e ripartire per andare a Verona. Poi oggi è domenica, con una giornata del genere penso che ci sarà il disastro là a Verona. Non dico niente, va, che è meglio. La cosa positiva è che c'è il sole e adesso vedrete sul Ponte della Libertà come si vedrà bene. Gira la rotta, porco cosa se casca. Prego. Mi raccomando, quando ci sono le strisce fermatevi, lasciate passare. Non è che sto facendo il video e allora faccio il buono, ma bisogna fare così e basta. Comunque, tralasciando sti discorsi, guardate che robetta. Allora, poteva essere meglio che si vedevano anche le montagne, però dai, va lo stesso, ce la facciamo andare, cosa dite? Allora, in teoria c'è solo un camion davanti e basta, quindi speriamo di scaricare quasi subito. Ok, no aspetta, ok, perfetto ragazzi. Ho appena visto la scena che il camionista sta chiudendo il frigo, quindi questo vuol dire che ci sono solo io. Meglio di così non poteva andare, perché di solito io mi trovo sempre 3-4 camion davanti. Meglio così.
ribalta. Andiamo giù col livello, a posto. Adesso prendiamo le bolle, questa ce la teniamo che ci serve stasera per i pesi, e andiamo a scaricare, cioè scaricano loro, io gli porto solo le bolle. Meglio coprirsi perché non c'è tanto da suare. Le bolle, e non ci dimentichiamo di prenderle. Dove c'è che cosa guardare? Qua? Una cosa che non avete notato è che questo non è originale, quindi siccome si è un po' rovinato andiamo a sistemare un po' di lettere mentre mi scaricano. Quindi cos'è che fanno i camionisti mentre aspettano lo scarico? Pitturano le scritte. Altro che Art Attack. Mentre mi scaricano, adesso vi faccio vedere cosa ho all'interno del frigo, cosa mi sono portato da mangiare, perché durante la giornata il camionista potrà anche mangiare o no. Se sentite un po' di sbalzi è normale, perché cioè vedete, mi stanno scaricando, come vi ho detto. Allora, apriamo il frigorifero. Tada. Allora, qua abbiamo vellutata di zucca e bacon, poi qua abbiamo 2 couscous. Allora, dopo qua ho 2 bustine di insalata che vabbè sono un po' piccole, io volevo ordinarne più grandi, ma va bene, dai, va bene lo stesso in quello. Infatti poi abbiamo da mangiarci lo stracchino insieme con l'insalata e forse il mais è qua, questo è il mais. Qua degli Actimel perché ci tengo la linea, per i bifidus actiregularis, qua il tonno, qua la pancetta, i pomodorini. Cazzo, non ho preso la maionese per i panini perché qua ho il prosciutto crudo. Basta, invece il pane ce l'ho dentro lo zaino. Ma come avete visto non mi porto tanta roba perché non sono fisicato, non ho gli addominali, ma un consiglio che do a tutti i camionisti è che se vi portate il mangiare necessario potete anche iniziare a perdere peso, perché l'ho visto sulla mia pelle. Cioè, se te ti porti 100 mangi 100, ma se ti porti 50 mangi 50. Non è che puoi mangiare 100, cosa ti mangi, il volante? Cos'è che fai? Cioè, capito? Quindi questo è un consiglio che vi do, perché basta un attimo andare su di chili. Cioè, io vedo da quando ho iniziato a fare il camionista, ho iniziato a mangiare magari un po' libero, cioè 10 kg, 15 kg così, capito? Boh. Adesso aspettiamo che mi scaricano e poi partiamo, andiamo a fare gasolio. Dopo che andiamo a fare gasolio ritorniamo in azienda, carichiamo la merce per Verona, facciamo gli scarichi e poi in teoria dovremo finire la giornata. Ma la mia paura è che, come ho detto anche prima, oggi è domenica e andare a Verona domenica vicino al lago di Garda non so.
ragazzi, siamo staccati dalla ribalta, adesso andiamo a chiudere le porte del frigo e poi andiamo a far gasolio. Certo che fare riprese del genere con la ventosa così un po' mi cago addosso. Sempre il solito, ragazzi, scendi, sali, chiudi le porte, apri le porte, sempre quello. Vuoto. C'è qualcuno? Oh. Dopo quando andiamo in azienda bisogna che gli diamo un attimo una pulita, perché non possiamo lasciare così. Quante buche e che qua è niente, ci sono dei posti a Milano, ragazzi, mamma mia. Tranquillo, non ti preoccupare, non mangio. Comunque, per essere super contenti, non è che oggi è domenica e vado a Verona e rischio che trovi gente, no, oggi c'è la chiusura delle Olimpiadi, c'è la cerimonia, perfetto. Non poteva andare meglio. Quello che spero solo io di riuscire a fare è che verso le 6 io riesca già a svignarmela e tornare verso Venezia, perché se no io non vado alla cerimonia, a questo punto non so. Ok, siamo quasi arrivati all'Eni Station qua di Marghera. Facciamo gasolio. La di blu non serve farlo perché l'ho già fatto io stamattina con la tanica. Penso che vi ricordate comunque, no? Sono venuto a fare colazione. All'inizio del video l'avete visto. Sono proprio venuto qua. Adesso ci vanno 10-15 minuti a far gasolio. E vi faccio vedere come io appunto faccio gasolio. Intanto ci mettiamo qua vicini e ci siamo, ok, perfetto. Allora, per fare gasolio semplicemente andiamo a prendere la chiave, intanto la mettiamo qua e usiamo i guanti. Qua c'è il tappo del serbatoio e adesso noi andiamo a aprirlo. Adesso andiamo a mettere la tessera dell'Eni e poi riempiamo. Fai pieno di vantaggi con Telepass. A più, con Telepass sempre, ottieni anche fino a 50 euro di carburante Enilive. Come risparmiare sul carburante? Scarica l'app Telepass. Ah sì. Oh, mamma mia. Estrarre carta.
Credo qui. E ora? Digitare il codice sulla tastiera e premere il tasto verde per confermare. Il PIN non posso farvelo vedere. Inserire i chilometri. Allora, i chilometri, abbiamo fatto la foto prima. Ok, ecco qua. 614, mettiamo i chilometri. 614, 343. Ok. Altre info, qua mettiamo 1. Operazione in corso. A posto. Attendere, prego. Attendiamo. Ti serve la ricevuta? Prenotala. Sì. Prendiamo un po' 13. Oh. Selezione. Dove sei il bus? Visto? Se no mi tocca stare là 3 ore. Ci vogliono almeno 10 minuti, penso. E nel mentre che aspettiamo, controlliamo un po' il mezzo, che sia tutto a posto. Le gomme, le luci. Sì, le luci sono spente, ma quello che mi interessava era più che altro vedere se ci sono dei danni, perché non si sa mai cosa c'è in giro. Aspettiamo, una volta che finisci di far gasolio, andiamo a Venezia. Quanto andremo a spendere? Scrivete nei commenti quanto secondo voi andrò a spendere. Avremo tutto, andiamo via. Prendiamo lo scontrino e andiamo. Registrando mi è finita la chiave qua dentro. Ragazzi, mi è andata benissimo, per fortuna il ragazzo che lavora qua in cassa mi ha prestato un cacciavite e una cagna. Vabbè, chi è veneto sa. Comunque alla fine sì, col cacciavite sono riuscito piano piano a estrarre la chiave con qualche santo e è andata bene, perché senza chiave del serbatoio non è una cosa proprio carina. Va bene, adesso andiamo a Venezia, carichiamo e poi andiamo a Verona. Cose belle di questo lavoro sono proprio queste, cioè il fatto che da questa altezza qua puoi vedere la strada in maniera diversa rispetto a quello che ti dà la macchina. In macchina sei basso, non vedi niente, cioè qua dal camion adesso io così vedo tutta la laguna, vedo tutta Venezia e credetemi che è tanta roba. Purtroppo non viaggio tanto nelle zone di montagna, ma quella volta che mi è capitato di stare in Toscana, negli Appennini tosco-emiliani, mamma mia che robetta.
Adesso ragazzi non andiamo in ribalta, ma andiamo un attimo nella zona di lavaggio, che con la canna risciacquiamo un po', il frigo. Riempiamo anche le 2 taniche che ci serviranno per questa sera quando finiamo di scaricare a Padova, e poi sì, dopo andiamo in ribalta. Intanto c'è anche un camion sulla 5, in caso vado sulla 4. Ok, salutiamo il collega. Facciamo retro. Ok, abbiamo asciugato, adesso metto via la canna, andiamo in ribalta e poi mangiamo. È mezzogiorno e mezzo.